percepivano il reddito di cittadinanza senza avere diritto al sussidio. Per questo 19 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Vicenza. I controlli delle fiamme gialle hanno portato a recuperare somme erogate per il sussidio pari a 205.000 euro. L'attività investigativa ha interessato tutta la provincia, in particolare Vicenza, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Marostica, Rosà, Breganze, Romano de Zelino, Cornedo Vicentino, Villaverla e Zugliano. La Guardia di Finanza di Vicenza ha messo in campo diverse decine di controlli in materia di reddito di cittadinanza. Circa 21 di questi sono risultati irregolari. Si va da omesse comunicazioni di informazioni utili per l'istruttoria del reddito di cittadinanza fino alla comunicazione di dati invece assolutamente falsi. In alcuni casi ci siamo concentrati su soggetti che in realtà avevano nel nucleo familiare cespiti o beni mobili o redditi da lavoro dipendente non dichiarati, in altri casi soggetti che hanno fittiziamente comunicato all'ente erogatore di risiedere in Italia da più di 10 anni, addirittura in un paio di questi casi i soggetti extracomunitari che sono stati sottoposti a controllo sono risultati addirittura irreperibili. Tra i denunciati anche alcuni nomadi residenti in un campo del Vicentino che avrebbero incassato 45.000 euro di contributo. Denunciata anche una donna che, incassati 11.000 euro di sussidio, avrebbe omesso di dichiarare che il marito era detenuto in carcere al San Pio X di Vicenza. Nei prossimi giorni la Guardia di Finanza proseguirà i controlli a contrasto dell'indebito accesso a erogazioni pubbliche e a prestazioni assistenziali a danno dei cittadini davvero bisognosi. Non ci fermeremo qui, andremo ancora avanti, abbiamo tanti controlli che stiamo mettendo in campo in questi giorni, anche grazie al supporto di diverse amministrazioni provinciali e comunali e naturalmente l'intento è quello di far sì che le risorse arrivino a chi ne ha effettivamente bisogno.